Cambiamo argomento. La Pedemontana Veneta, la superstrada da 100 km che collegherà Vicenza a Treviso, rischia di finire in discarica nel vero senso della parola. La denuncia arriva da un osservatorio di professionisti che ha inviato al governo un dossier con il tracciato che prevederebbe l'attraversamento della discarica di Cassola. Anna Vitaliani e Claudio De Zan. Una collinetta verde nel bel mezzo della campagna di Vicenza. Di qui dovrebbe passare la Pedemontana Veneta a Cassola nel Bassanese e finire, dice Giampaolo Bergamin, l'ingegnere che nel 2000 fu incaricato dai 36 sindaci del territorio di disegnare il tracciato, dritta dritta in discarica. Ci sono 1.350.000 metri cubi di rifiuti assimilati agli urbani, speciali e tossico-nocivi. Ed è incredibile che il progetto sia stato mantenuto lì per 4 anni quando si sapeva che lì non poteva assolutamente transitare. Eppure il progetto preliminare approvato nel 2010 prevedeva questo tracciato. Ora però il commissario straordinario Silvano Vernizzi, da noi contattato, spiega che quella soluzione è stata superata pochi mesi fa. Il progetto preliminare approvato dalla Commissione VIA prevedeva l'attraversamento della discarica, il progetto definitivo prevedeva l'attraversamento della discarica. Nel progetto esecutivo siamo usciti dalla discarica, rimanendo nella fascia di rispetto e quindi senza necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale. Niente più discarica, bene, e invece no, perché, spiega Bergamin, ora il nuovo progetto prevede l'attraversamento del centro abitato e della zona industriale. Prevederebbe l'abbattimento di 52.000 metri cubi di edifici e entrerebbe in zone residenziali altamente abitate, mentre c'è una soluzione a nord che è percorribile, si risparmiano circa 15 milioni di euro, è facilmente attuabile come da progetto del 2000 che si era redatto con i sindaci. E proprio questa terza via, che passerebbe in una strada già tracciata tra discarica ed ex cava, è ora allo studio del governo che ha ricevuto la scorsa settimana il dossier.